L'aggressione russa in Ucraina ha creato milioni di sfollati, donne e bambini che sono già nel mirino dei trafficanti di esseri umani. Domenica elettorale in Serbia, la campagna condizionata dalla guerra di Putin e dai progetti per lo sfruttamento del litio, il petrolio del futuro. La pesantissima emigrazione giovanile sta rallentando in modo drammatico lo sviluppo economico e sociale dei Balcani. La popolazione della Croazia in 10 anni è diminuita di 1/10. I giovani scelgono l'emigrazione anche per non subire la corruzione. La Macedonia del Nord non è riuscita a qualificarsi al mondiale, ma il successo sportivo ha unito i cittadini superando le divisioni etniche. L'aggressione delle armate di Putin contro l'Ucraina non si ferma. Le trattative favorite da Erdogan non hanno ancora portato al cessate il fuoco. Eugenia Benigni ha a lungo lavorato in Ucraina per organizzazioni internazionali impegnate nella difesa della salute delle donne e dei diritti di genere. In Ucraina le atrocità aumentano di giorno in giorno e come in ogni guerra arrivano anche notizie di stupri. Ci sono i primi casi registrati dalla procura ucraina, è difficile in questo momento sapere se lo stupro viene usato come strategia di guerra, tuttavia dovremo aspettare per avere ulteriori notizie su questo crimine. Gli sfollati interni sono circa 12 milioni, 4 milioni di cittadini ucraini. In stragrande maggioranza donne e bambini sono stati costretti all'esilio. Un'umanità dolente, esposta al pericolo della tratta di esseri umani, della prostituzione, della riduzione in schiavitù o del commercio di organi. L'Ucraina aveva già un problema di tratta piuttosto alto prima della guerra e questa ovviamente è stata acuita dalla crisi umanitaria conseguente alla guerra che ha colpito in particolare 1/4 della popolazione. Questo significa che donne e bambini in particolare e altre fasce vulnerabili possono cadere vittime di tratta perché si trovano in grande povertà, in grande difficoltà. La polizia ucraina ha scoperto criminali implicati nello sfruttamento della prostituzione che sui social offrivano passaggi per scappare all'estero. È stata dedicata una forza di polizia, soprattutto la polizia migratoria, a questo problema e sono state create delle nuove linee verdi e delle informazioni anche in collaborazione con le organizzazioni non governative per prevenire e limitare i rischi di tratta. I campi profughi in Polonia, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e Romania sono già nel mirino della criminalità organizzata. Ionutte Pureanu è un ufficiale del posto di polizia nel campo di Siret, in Romania. Almeno 9 trasportatori sono stati mandati via da qui, dal confine. Erano arrivati con le loro auto per offrire il trasporto ai rifugiati. Abbiamo fatto dei controlli sul loro passato e abbiamo scoperto cose preoccupanti. Ovviamente abbiamo preso dei provvedimenti adeguati. Irina Piprenko, 44 anni, rifugiata con i figli a Siret. Ci sono molte proposte, alcune molto pericolose, di persone diverse. Ti offrono aiuto gratuitamente per raggiungere qualsiasi paese, per avere un appartamento, per avere cibo, per avere assistenza medica, ma non è vero. La polizia e i volontari mi hanno avvisato di comunicare solo con chi lavora qui in modo ufficiale. Dairina Kneživa ha 25 anni ed è sfollata da Kiev. Quando scappi da una zona pericolosa, non pensi se gli autobus sono carini, puliti, pericolosi o meno, perché stai fuggendo da un pericolo più grave. Le persone sono costrette a scegliere le opzioni meno pericolose, non quelle buone. Non hai scelta. Quando scappi non puoi pensare ad altri pericoli, non pensi ad altre conseguenze. Come sempre nella storia, anche in Ucraina le vittime principali della guerra sono le donne. Donne che non hanno provocato il conflitto e che sono escluse dalle trattative per il cessate il fuoco. In questo momento vediamo come i negoziati sono dominati da una presenza, da una leadership esclusivamente maschile e anche in base ai programmi delle Nazioni Unite è fondamentale coinvolgere le donne nei negoziati e includere i diritti delle donne nelle trattative. Ma se a fare la guerra sono stati gli uomini.
È proprio per questo che è importante coinvolgere l'altra metà della popolazione. I villaggi sono vuoti, le case in rovina. Dopo averle vendute, gli abitanti hanno avuto il permesso di portare via quello che volevano, anche gli infissi, bastava che rinunciassero alla proprietà. Ora queste terre appartengono a Rio Tinto, una multinazionale anglo-australiana dell'industria mineraria. Qui in Serbia, nel bacino dello Jadar, pochi chilometri dal confine con la Bosnia, hanno trovato la jadarite, un minerale con una forte componente di litio, e non hanno badato a spese, si sono comprati tutto. Quello che vedete dietro di me, queste rovine, sono gli effetti della presenza di Rio Tinto e del progetto Jadar, che il governo serbo ha approvato nel 2020, dando alla multinazionale il permesso di acquistare questi terreni per fare la miniera. A Gornja Nedeljica, 700 abitanti, Rio Tinto ha comprato le case a 5-6 volte il loro valore. Quasi tutti hanno venduto, ma quando il comune ha autorizzato l'area della discarica, terreno fertile improvvisamente dichiarato zona edificabile, 4 consiglieri comunali e il presidente della comunità locale si sono opposti. È un progetto devastante per l'ambiente, per la popolazione. Le conseguenze saranno la distruzione e la contaminazione della terra, dell'acqua e dell'aria e naturalmente il trasferimento forzato della popolazione. I nostri antenati ci hanno dato questa terra in prestito e la passiamo in eredità da una generazione all'altra. Per noi la terra è sacra e non la daremo agli inglesi per farne una miniera di litio. Che la facciano a casa loro. Non hanno dato garanzie neppure sul cimitero. Cosa vuoi che interessi a Rio Tinto di mio nonno che ha combattuto a Salonicco, di mio padre che era sul fronte dello Srem? Le loro tombe sono qui, ma a loro interessano solo il capitale, il profitto, nient'altro. La miniera dovrebbe sorgere nella vallata dello Jadar. Per separare il litio dalla jadarite, secondo gli oppositori del progetto, servono tonnellate di acido solforico, una sostanza che potrebbe finire nelle acque dello Jadar, che va nella Drina, che va nella Sava, che va nel Danubio. Le prime manifestazioni organizzate a Loznica, Šabac e nelle città vicine dall'associazione Non diamo lo Jadar hanno avuto eco in tutta la Serbia. Decine di migliaia di persone sono scese in strada contro la miniera e contro il governo accusato di tradimento, arrivando a bloccare le autostrade intorno alla capitale. Ovvio che scendiamo in strada, l'ambiente è la questione politica più importante. Non possono impedire ai giovani di fare politica e di dimostrare contro Rio Tinto e le altre multinazionali. Noi siamo contro. Cosa voglio? Difendere la mia terra, non stare zitta, per i miei figli e per tutti gli altri bambini. La rivolta è continuata per settimane. Alla fine il governo ha capitolato. La primo ministro Ana Brnabić si è presentata davanti alle telecamere annunciando che la Serbia rinunciava al progetto. Secondo quanto stabilito dal governo della Serbia, la norma che autorizzava il progetto di sviluppo e sfruttamento del minerale di jadarita, adottata il 13 febbraio 2020, è revocata. Il relativo regolamento territoriale è abolito e non esiste più. Soddisfazione, ma anche cautela fra gli ambientalisti. Oggi in Serbia si vota presidenziali, politiche e amministrative e molti dubitano della sincerità della svolta, annunciata a pochi giorni dalla importante scadenza elettorale. Rio Tinto inoltre ha già investito milioni nel progetto. Noi non vogliamo la miniera, punto. Se il progetto è stato bloccato, perché vediamo ancora i loro operai nei campi? Sono qui tutti i giorni. Il governo, la premier hanno detto che non si farà, ma qui noi vediamo che vanno avanti. A mi vidimo da sve ide dalje. Perdita di capitale umano. Le migrazioni degli ultimi decenni sottraggono sostanza e PIL molto più che un tempo ai paesi di appartenenza. Persone in età produttiva, quasi sempre altamente qualificate e fortemente motivate, che difficilmente, a differenza dei flussi migratori conosciuti nei secoli passati, torneranno indietro, puntando a crearsi stabili opportunità altrove. Un
Un problema che conoscono bene i paesi della penisola balcanica, aggravato da questioni etniche ed implicazioni politiche. Tra il 2016 e il 2021 l'area ha perso 1,5 milioni di abitanti, dei quasi 60 milioni, un tasso di spopolamento del 2,5%, 5 volte superiore a quello ad esempio dell'Italia, dove il calo è già di per sé preoccupante. Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Romania, Croazia e Grecia sono tra i 10 paesi in cima alla graduatoria mondiale del calo demografico. I Balcani sono l'area del mondo che più sta soffrendo del fenomeno dello spopolamento. Le cause quali sono? Una bassa natalità da un lato e quello dell'emigrazione. Si pensi che nel 1990 la diaspora complessiva di questi paesi era di circa 5,3 milioni di abitanti. Oggi sono 12 milioni. L'elemento più preoccupante è che non è solamente una questione di natura quantitativa, ma si tratta della componente più giovane, più istruita e più dinamica della popolazione di origine, proprio quella che servirebbe per rilanciare un periodo di crescita, di stabilità e di prosperità. Questioni etniche e demografiche, ma non solo. Le ragioni sono anche in quello che in questo tempo è sotto i nostri occhi: guerre, invasioni, aggressioni. Quelle in Ucraina hanno spinto già quasi 4 milioni di persone oltre i confini. Nei prossimi mesi la questione demografica ed economica nei paesi dell'area balcanica, dicono gli osservatori, avrà nuovi fattori da valutare. Non sono solo le prospettive di vita a pesare sulle valutazioni di chi sceglie di emigrare. Il tasso di disoccupazione giovanile nei Balcani extra UE è oggi più del doppio dell'Unione Europea, il più alto in Kosovo, il più basso in Albania. Parte del problema è attribuibile alla pandemia, ma giocano sempre più pesantemente il fattore politico e quello delle libertà personali. Non è facile invertire trend demografici in generale, in particolare quando il declino è così impetuoso. Per fare questo serve dare prospettive soprattutto alla componente più giovane della popolazione che oggi vota con i propri piedi e cerca un percorso di vita all'estero. Le costanti crisi istituzionali, spesso anche giocate su chiave etnica, non appartengono alle nuove generazioni di giovani di quest'area. E l'altra leva importante è quella dell'enorme diaspora che oggi esiste ed è sparpagliata nel mondo. Oggi però le difficoltà di un ritorno attivo e soddisfacente sono legate a due elementi: alla qualità della vita e alle possibilità di inserimento professionale. Un disastro demografico. La Croazia in 10 anni ha perso 1/10 dei suoi cittadini. Nel 2011 contava 4 milioni e 285 mila abitanti. Ora, lo certificano i dati del censimento 2021, sono ben 400.000 in meno. Sanja Klempić-Bogadi, che da anni studia i cambiamenti demografici del paese, afferma che questa drammatica diminuzione della popolazione è il prodotto di due fattori. Una ragione è il fatto che il numero dei morti supera quello dei nati, e questa è una tendenza che in Croazia registriamo già dagli anni 90. La seconda ragione, determinante per questo importante calo del numero di abitanti, è l'emigrazione. La Croazia ha un numero di abitanti che sono emigrati decisamente superiore al numero di persone che sono immigrate nel paese. Ma perché i giovani croati decidono di emigrare in Austria, Germania o Svizzera? Dal 2013, con l'entrata del paese nell'Unione Europea, per i croati è diventato più facile emigrare. Un croato in Germania ottiene subito il permesso di lavoro. Le persone scelgono di crearsi una vita all'estero, prima di tutto per ragioni economiche. Ricerche sociologiche poi indicano che anche il clima generale, il pessimismo, l'assenza di prospettive, la sensazione di vivere in una nazione dominata dal nepotismo, dalla criminalità e dalla corruzione spingono molti croati a crearsi una vita all'estero. L'intreccio di questi fattori ha favorito l'emigrazione. I casi di corruzione in Croazia sono frequenti. Nei giorni scorsi la Procura di Stato ha arrestato il ministro dell'edilizia Darko Horvat, accusato di aver truccato un bando per l'assegnazione di fondi a favore delle piccole imprese. Indagati anche altri 4 ministri.
Negli ultimi 3 anni ben 14 ministri o sottosegretari sono stati sostituiti perché arrestati o indagati per corruzione. A Zagabria è diffusa la certezza che senza conoscenze o spintarelle non puoi trovare lavoro o progredire in modo onesto. Non hanno la possibilità di crearsi una vita indipendente. Guardi il caso di mio figlio, ha 30 anni, una famiglia, lavora ma non può comprarsi una casa. Lo stesso mia figlia con i miei nipoti. Siamo costretti a vivere tutti ancora insieme. I giovani non hanno una prospettiva per una vita normale, finiscono le scuole e semplicemente vengono bloccati, non possono avanzare, c'è troppa corruzione. I giovani se ne vanno perché qui gli stipendi sono bassi, si lavora molto. Non siamo soddisfatti né delle scuole né dell'università. Tu puoi studiare quanto vuoi, ma c'è sempre qualcuno con la conoscenza giusta che ti precede. C'è però anche chi ha deciso di ritornare. Eravamo fuori ma siamo tornati. Lavoravamo in America, in Italia. Ma perché i giovani croati emigrano? Cosa vuole? A 2 o 3 ore di macchina a nord di qui per lo stesso lavoro lo stipendio vale doppio, forse il triplo. Voi invece perché siete tornati? Lei mi ha riportato indietro. L'amore. Le anagrafi dei comuni croati però iniziano a registrare un aumento dell'immigrazione. Negli ultimi 3-4 anni è evidente che la Croazia sta diventando anche una nazione di immigrati. Da noi arrivano lavoratori che non possono accedere al mercato del lavoro dell'Unione Europea. Si tratta in massima parte di immigrati da paesi dell'ex Jugoslavia. È però visibile anche un flusso di persone che arrivano da noi dall'Ucraina, dal Nepal e dall'India. Questa immigrazione per ora è però molto inferiore al numero di croati che scelgono di andarsene. Immigrazione che a causa della guerra in Ucraina sta aumentando di giorno in giorno. Finisce in Portogallo, complice una doppietta di Bruno Fernandes, la favola della Macedonia del Nord, che dopo l'inattesa vittoria a Palermo contro l'Italia aveva accarezzato l'idea di partecipare per la prima volta nella sua storia ai mondiali di calcio in Qatar. L'entusiasmo a Skopje e al rientro della squadra dopo l'eliminazione dell'Italia dai play-off. Nelle parole del direttore del Dipartimento di Turismo e Management dell'Università di Skopje, Sasho Gramatnikovski, c'è tutto il significato dell'esultanza collettiva. Quando vinci contro una squadra allenata da un certo Mancini, con giocatori come Bonucci, Chiellini, tutto questo lascia un'impronta molto significativa e questa vittoria ci riempie l'animo. Sfumato il mondial per Trajkovski e compagni, il team di Milevski è comunque uscito a testa alta dalla competizione, servita alla Macedonia del Nord soprattutto a farsi conoscere dal grande pubblico, non tanto e non solo per il calcio, come spiega Igor Stefanovski, figlio di Goran, uno dei più grandi drammaturghi e saggisti del paese, una vita tra Londra e Bruxelles. La Macedonia è diventata indipendente nel 91. Gli anni successivi però non sono stati i migliori per il nostro paese. La dissoluzione della ex Jugoslavia ha creato sofferenza a molte persone, specie a quelle che hanno perso tutto. La nostra nazionale di calcio, la vittoria contro l'Italia, sono piccoli riscatti per una nazione fino a ieri quasi sconosciuta. Grazie al calcio ora tutti sanno chi siamo. Nessuno più dirà: che cos'è la Macedonia del Nord? Dove si trova la Macedonia del Nord? Never again will anybody say, "Oh, where is that?" They'll know. La vittoria contro l'Italia campione d'Europa, secondo la poetessa e scrittrice Natasha Sardowska, docente ad Heidelberg, è per la Macedonia del Nord un riscatto proprio in chiave europea, considerati i vari stop all'ingresso nell'Unione, arrivati prima dalla Grecia per la questione della disputa sul nome, poi dalla Bulgaria per motivi storici e culturali. Si sentivano dire attorno i macedoni dire: ecco, finalmente al mondo è l'Europa che non vuole iniziare i negoziati con noi per l'adesione all'Unione Europea, e abbiamo fatto vedere chi siamo. Abbiamo fatto vedere che noi abbiamo una dignità, una forza, una disciplina. Quindi di fatto abbiamo in qualche modo ripristinato la nostra immagine pubblica, il nostro orgoglio, la nostra dignità nazionale. E come l'abbiamo fatto?
attraverso una cosa bellissima, che è lo sport, che è una cosa che accomuna i popoli, le culture e che va al di là di ogni frontiera. La sconfitta contro il Portogallo e l'esclusione dai mondiali lasciano un po' l'amaro in bocca ai macedoni, ma è un amaro dolce, perché ora è arrivata la consapevolezza per il paese che c'è stato un cambio nella percezione da parte delle altre nazioni. Lo scherzetto all'Italia, più per demeriti azzurri che per reali meriti della squadra di Milevski, resterà negli annali del paese, che con l'Italia ha da sempre stretti rapporti di amicizia, culturali ed economici. Ed anche lo sfottò, alla fine, ci sta. Molto grazie agli italiani e ai miei amici che voglio tanto, però ciao bella e alla prossima. Ciao.